Colgo l'occasione per ringraziare l'amministrazione di Portoviro nella veste del signor sindaco Mario Mantovan. Ringrazio l'assessore, la dottoressa Valeria Mantovan, assessore alla cultura, al lavoro, alla formazione, una nostra concittadina. Ringrazio il professore, il cardiochirurgo, il professor Gino Gerosa, che con piacere è il nuovo assessore alla sanità della Regione Veneto. La Regione Veneto è considerata una delle eccellenze delle regioni a livello nazionale, non solo, anche nel contesto della sanità. E ringrazio direttamente da Roma, permettetemi, l'amico, il senatore e questore della Repubblica Italiana, il dottor Antonio De Poli. Bene. Ringrazio, io vi dico solo le associazioni che hanno collaborato, perché dopo lasceremo durante il pomeriggio spazio a ogni persona dell'associazione referente spiegare chi sono queste realtà di volontariato. Ringrazio l'associazione Insieme per la sclerosi multipla, nella veste di Francesca, Ezio, Gaia ed Elena, il centro regionale per la sclerosi multipla in collaborazione con l'Università di Verona, guidato dal professor Massimiliano Calabrese, lo stesso professore Massimiliano Calabrese che mette a disposizione persone, collaboratori suoi. Oggi abbiamo il dottor Stefano Ziccardi, neuropsicologo, partecipe dell'equipe del professore, e l'equipe del professore conosciuto da tanti, e siamo a livello internazionale, proprio per i risultati che hanno riscosso. Inoltre colgo l'occasione per ringraziare la Protezione Civile, la Casa di Cura che ci ha messo a disposizione il mezzo di unità mobile per il primo soccorso, l'associazione Noi della frazione di Fornaci, il gruppo sportivo GS della frazione di Taglio di Donada, l'Università Popolare, l'amica Luciana Milani, la Proloco, nell'amica della signora Antonella Ferro. Tutti i sacerdoti ci hanno dato una mano per questo evento, della comunità cristiana sinodiale. Ringrazio i giornalisti che, credetemi, si sono adoperati, perché quando hanno visto questo tema non si sono tirati indietro. Anzi, per la Voce di Rovigo, il videomaker Leandro Maggi, per il Gazzettino, il signor Giovanni Gnan, Polesine Azzurra, il blog Polesine Azzurra, la signora Gwendalina Ferro, per il blog Portovirando, il signor Tiziano Donà, le associazioni Dune. Ringrazio anche la Fioreria Floss per gli addobbi floreali, e ringraziamo Radio Diva nella veste della signora Cristina Veronesi e gli amici di Alba Rosa, che è l'associazione che io, il sottoscritto e la mia signora Pozzati Susanna facciamo parte. Alba Rosa è un'associazione nata nel 2018, la quale poi dopo ci siamo fermati per il contesto, il problema virus, ma tratta principalmente la cultura sotto tutte le sfaccettature, che vuol dire scuola, vuol dire sanità, lavoro e tutto quello che ne consente. Ringrazio i tanti dipendenti dell'amministrazione comunale di Portoviro che da diversi giorni si sono prodigati per pubblicizzare questo evento. E dulcis in fundo, permettetemelo, ringrazio tutti i conoscenti, chiunque di voi, che vi siete adoperati per fare il passaparola, informare, per gli amici, parenti, conoscenti, per venire ad ascoltare questo convegno. Ritorniamo a casa con dei valori e con delle conoscenze che possiamo trasmettere ai nostri parenti o tante altre amici o conoscenti, da evitare in futuro dei problemi nel contesto della propria vita. E un ringraziamento particolare lo faccio alla signora Pozzati Susanna, che è la signora che per 44 anni mi sopporta. È la signora che mi ha dato una mano, ci ha dato una mano a organizzare tutto quanto. Bene. Partiamo, passo la parola al nostro sindaco, il signor Mario Mantovan. A lei. Mario, giusto? Ho detto giusto? Mario.
signor Sindaco. Buongiorno a tutti, grazie per essere qua così in tanti. Io parlo a nome della mia intera giunta e vi ringrazio per essere qua. Ringrazio tutte le autorità presenti e quindi posso, perché mi sono preparato, ma siccome l'emozione è tanta davanti a tanta gente, abbiamo, come ha detto il professore, vedere la sala piena per un problema così vuol dire che la nostra comunità ha reagito bene. Complimenti. Quindi è un grande piacere essere qui oggi in qualità di sindaco per aprire questo importante momento di incontro e di riflessione dedicato alla sclerosi multipla. Parliamo di una malattia complessa e difficile che tocca da vicino tante persone e famiglie purtroppo. È proprio per queste iniziative come questa che hanno un valore enorme per tutta la nostra comunità. Desidero rivolgere un sincero ringraziamento agli illustri professori che saranno tra poco saliranno e ci spiegheranno bene, ma soprattutto alle associazioni che hanno iniziato l'insieme per la sclerosi multipla, l'Alba Rosa e i nostri concittadini. È da Natale che ci assilla Paolo Bologna e sua moglie Puzzati Susanna. Grazie ancora per aver... E quindi passo... Voi come sapete, nella mia giunta ho una persona molto più sensibile di tutti noi, la pagina si è attaccata. Il bello della diretta, signor Sindaco. Questa è la seconda? Sì, la seconda. Perché l'abbia attaccato a rovescio? Chiedo scusa, ma... Bello della diretta. Abbiamo l'assessore Tessarin Maria Laura che purtroppo per motivi familiari non ha potuto essere presente e gli dispiace tantissimo. E mi ha pregato di dire due frasi che ha scritto. E quindi questo evento nasce da un desiderio profondo che accomuna tutti noi, quello di creare consapevolezza, vicinanza e speranza attorno a un tema che tocca la vita di tante persone. Per questo l'emozione più forte che provo scrivendo queste poche righe è la gratitudine. La sclerosi multipla non è solo una parola difficile, no, è una diagnosi, è una realtà che entra nella vita delle persone, delle famiglie, dei giovani, cambiandone il percorso. E proprio per questo momenti come quello di oggi sono fondamentali, perché informare significa dare forza, parlare significa rompere il silenzio, conoscere significa in qualche modo prendersi cura. Sapere che oggi qui a Portoviro si riuniscono competenze, esperienze e sensibilità diverse, tutte unite da un unico obiettivo, è un motivo di grande orgoglio, è il segno di una comunità che non si gira dall'altra parte, ma sceglie di esserci. Complimenti Paolo. Di capire e di accompagnare. Anche se non sono fisicamente presente, mi sento profondamente da parte di questo momento. Sì, volevo fare da leggio. Io sono qui con voi, con chi ascolta, con chi ci racconta e soprattutto con chi ogni giorno convive con questa patologia, con tutta la mia semplicità e naturalezza possibile, con la dignità che si merita benessere e serenità, con la volontà di costruirsi ogni giorno un pezzetto in più di normalità, che questo incontro possa lasciare qualcosa dentro ognuno di voi, una maggior consapevolezza, uno sguardo più attento e magari anche un gesto di più vicinanza verso chi ne ha bisogno. Grazie a cuore a tutti, firmato Tessarin Maria Laura. Chi la conosce sa che queste parole sono vere. Non voglio togliere altro tempo ai lavori che sono il cuore di questa giornata, vi ringrazio ancora per la vostra presenza e a me non resta altro, dottore, lei non mi conosce ma io dico sempre, viva comunque sempre Portoviro. Grazie signor Sindaco. Bene, proseguiamo. Invito ad avvicinarsi la dottoressa Valeria Mantovan, assessore alla cultura, alla formazione, al lavoro. A lei la parola. Grazie Paolo, buon pomeriggio. Questo mio intervento non inizierà con i classici saluti che si fanno diritto, i miei colleghi lo sanno, ma inizierà con un grazie. Un grazie per quello che l'Associazione Insieme per la Sclerosi Multipla sta facendo, non solo oggi con questo importante momento di confronto, ma che fa tutti i giorni, a volte anche in silenzio. E dico anche fin troppo in silenzio, perché la sclerosi multipla, che fino
a ieri sembrava un qualcosa di sconosciuto, oggi è una realtà costante e che ormai vive nelle nostre quotidianità. Pensate che secondo i dati che ha raccolto la Regione Veneto, nel 2024 oltre 10.000 veneti sono affetti da questa patologia e circa il 70% è donna, quindi è una patologia che guarda sostanzialmente l'universo femminile, ma senza escludere anche quello maschile. Ecco perché è importante non solo avere la capacità, attraverso menti illuminate, che ringrazio per la presenza, di in qualche modo informare la cittadinanza su quelli che possono essere anche i primi sintomi che spesso vengono sottovalutati. Lo sappiamo tutti noi, ogni giorno corriamo, non abbiamo il tempo di farci un'analisi e rimandiamo una visita, e invece è fondamentale amarsi, prendersi del tempo per se stessi e volersi bene. Allora gli incontri come oggi ci permettono intanto di capire quali possono essere i campanelli d'allarme, come affrontarli, a chi rivolgerci, ma soprattutto a dire alle persone che possono affrontare anche questo tipo di percorso che non sono sole. Perché la sclerosi multipla non è solo una malattia che colpisce il corpo, ma colpisce gli aspetti psicologici, relazionali e sociali della persona. Dietro una diagnosi non c'è solo una persona, c'è una famiglia, c'è un mondo. E quindi noi abbiamo il dovere, tutti insieme, oggi qui penso avete 2 assessori regionali, di cui uno molto, come posso dire, più umile, ecco, ma avete la fortuna di avere un professore che vanta diversi primati in campo medico, che è il professore, lo ringrazio, il collega Gerosa. Abbiamo il nostro senatore De Poli, quindi abbiamo anche un collegamento col livello nazionale, ma abbiamo anche, come dicevo prima, un ricercatore che fa di questa missione la sua vita, che è il professor Calabresi con la sua equipe, che ringrazio. Quindi la nostra presenza qui non vuole essere una passerella, vuole essere la testimonianza che la Regione del Veneto e le altre istituzioni ci sono, ci vogliono mettere la faccia. Io personalmente ho la delega anche alle università dell'istruzione, per cui sono certa che sapremo lavorare insieme sul tema ricerca, e per dire, come lo diceva bene prima in una battuta il mio collega Gerosa, che non abbiamo paura di prenderci delle responsabilità. E quindi questa sera tutti insieme ci assumiamo la responsabilità di non girarci dall'altra parte. Grazie e buon lavoro. Grazie Assessore. E cogliendo il suo invito l'illustre Professor Gerosa a lei. Buon pomeriggio a tutte e a tutti. Io non sono un politico, quindi non ho un eloquio come la mia collega, e mi rendo conto che sono il penultimo ostacolo, prima del senatore Antonio De Poli, tra voi e le informazioni, per cui sarò velocissimo, perché siete venuti qua per ascoltare delle informazioni sulla sclerosi multipla. La sclerosi multipla, come sottolineava molto bene l'assessore Mantovan, è una malattia cronica, e la cronicità e la fragilità sono uno dei problemi per tutti i sistemi sanitari nazionali, soprattutto sui sistemi sanitari universalistici, quindi con un sistema pubblico equo solidale. E quindi dobbiamo occuparci delle cronicità e delle fragilità, e quindi ben vengano eventi come questo, perché quello che vogliamo sono dei cittadini non solo informati, ma dei cittadini consapevoli, e consapevolizzare il cittadino passa attraverso la formazione e l'informazione. Quindi grazie al professor Calabrese, grazie a Bologna per aver organizzato tutto questo, e buon pomeriggio. Grazie professore. Bene. E adesso, come è stato detto da più persone e da più referenti, abbiamo il piacere di cogliere i saluti del nostro amico, il senatore questore della Repubblica Italiana, il dottor Antonio De Poli, direttamente da Roma. Come capite lui è un amico, quindi è un po' così, però mi fa veramente piacere essere qui oggi. Io vorrei però partire con un grande applauso alle 10.000 persone, a tutti i familiari del Veneto che chiaramente oggi voi rappresentate, perché prima di qualsiasi altra cosa, e delle 144.000 persone in Italia, voi pensate che numeri ci sono, quindi l'attenzione che noi vogliamo dare a questo mondo è un'attenzione vera, al di là della, come dicevano anche prima i colleghi della regione, colleghi, gli assessori della nostra regione Veneto, che siamo a fianco di voi. Non è una passerella, ma è un modo per esserci qui e per rappresentare che le istituzioni a tutti i livelli vogliono esserci di fianco a voi. Ne parlavo prima, qualche secondo fa, col professor Calabrese. Vedete, dacci
dacci le cose concrete, al di là delle chiacchiere e delle parole. Noi siamo veneti, siamo concreti, siamo le persone del fare. Allora dacci e vediamo concretamente quali sono i passaggi per cercare di risolvere, dalla burocrazia a tutti i percorsi che ci sono, alla riabilitazione, alla presa in carico multidisciplinare delle persone di cui c'è il grande bisogno, che è questo, a capire concretamente quale supporto dal livello regionale a livello nazionale, legislativo e poi concretamente con quello più strettamente economico, come supportare queste persone. Però vedete, prima di arrivare a tutto questo c'è un fattore culturale. Noi siamo tutti uguali e rispetto a questo non ci può essere delle differenze. Chi ha un problema in questo momento lo possiamo avere qualsiasi di noi e quindi siamo al vostro fianco. Grazie ancora e buona giornata. Grazie Paolo. Grazie Antonio, grazie. Bene signori, ci stiamo avvicinando al cuore dell'evento. Prima di presentarvi il nostro illustre relatore, chiedo alla signora Elena Donnola, sì, scusi se sbaglio, è referente diretta dell'associazione Insieme per la sclerosi multipla. Prego. Grazie. Buongiorno a tutti. Grazie di essere qua oggi a nome dell'associazione Insieme per la sclerosi multipla e grazie alle autorità, ma un grazie particolare va a chi ha promosso questa giornata e quindi a Susanna. Susanna, complimenti e grazie. Chi è l'associazione Insieme per la sclerosi multipla e cosa ci prefiggiamo di fare? L'associazione è un'associazione attiva nel territorio del Triveneto a supporto del Centro regionale ad alta specializzazione sulla sclerosi multipla del Policlinico Universitario Borgo Roma di Verona, diretto dal professor Massimiliano Calabrese. L'associazione nasce per, come c'è scritto nella slide, per divulgare la conoscenza della malattia promuovendo una corretta informazione e per essere a sostegno della ricerca scientifica. Tutto questo per cercare di dare il nostro contributo per migliorare la qualità e l'assistenza dei pazienti e indirettamente anche delle loro famiglie. Ma come facciamo a rendere possibile tutto questo? Attraverso incontri come quello di oggi, quindi con incontri didattici, informativi, aggiornamento scientifico, ma anche altri eventi. E ci tengo a sottolineare che la maggior parte degli eventi sono promossi dai pazienti, dalle loro famiglie, da amici, perché non serve essere affette da sclerosi multipla per dare il proprio contributo. Quindi gli eventi sono di vario tipo, quindi rappresentazioni teatrali, concerti, pranzi, piuttosto che eventi sportivi. E quindi la nostra finalità è quella di raccogliere fondi da destinare a erogare borse di studio sulla ricerca dedicata alla sclerosi multipla. Infatti lo scorso anno abbiamo erogato all'Università di Verona un contributo di 50.000 euro. Nelle nostre pagine social, quindi Facebook e Instagram, trovate tutte le foto degli eventi, gli assegni e tutti gli eventi che abbiamo in programma, per cui seguiteci e vi suggerisco anche di seguire le pagine social del professor Calabrese perché troverete molti video interessanti di risposta ai quesiti che i pazienti gli pongono più di frequente. Quindi è importante la ricerca, è importante dare il proprio contributo, quindi con donazioni liberali, ma anche solo con il 5 per 1000, visto che siamo in periodo di dichiarazione di redditi. E grazie appunto per far parte oggi di questo evento perché è importante la conoscenza di questa malattia per eventualmente divulgarla anche a parenti e ad amici. Grazie a tutti e lascio la parola al professor Calabrese. Buona continuazione. Signori,
Da questo momento parte il convegno.